Bene, eccoci insieme anche oggi. In questa puntata vogliamo rendere merito ad una esperienza e abbiamo qua per farlo il direttore di questa rivista, che è Quattro Ciacque, l'unica rivista in dialetto veneto, dialetto de cultura e tradizione venete. Devo dire che è un giacimento straordinario di cultura del territorio, di storia. Insomma, in qualche maniera va mantenuta, perché dovesse scomparire Quattro Ciacque perdiamo veramente un tassello dell'essere veneto. Pensi che è stata definita l'unica esperienza europea dall'allora dialettologo professor Manlio Cortellazzo. E quindi io mi ero limitato a pensare fosse l'unica nel Veneto. Perché? Perché mette insieme il linguaggio, soprattutto delle 7 province, o anche luoghi di sottoprovincia, del Veneto, quindi giustamente definito esperienza veneta. Ma il nostro ospite è Mario Klein o Mario Klein a questo punto? No. Che è il direttore? Sarei Mario Klein alla tedesca, anche se... Ma che ci fa un tedesco alla guida di una rivista veneta? Devo fare la storia delle mie origini? Sì, due. Ecco. Allora, nel 1856 un ufficiale austriaco, Klein, di Vienna, era a Montagnana quando gli austriaci occupavano il territorio veneto. E che sarebbe il mio bisnonno. Ha avuto un figlio, padre di mio padre, che non ha conosciuto suo papà perché è stato ucciso quando lui aveva 1 anno, e da mio padre, che era rimasto vedovo con 6 figli, sono nato io dalla moglie di secondo letto. Però insomma voglio dire, Mario Sileno, dall'origine tedesca è rimasto un certo carattere. Lega un po' cosa scriva sotto il tamburino, tanto per far capire. È doveroso. Cari abbonati, tanti ne comunica che riceve la rivista con grandissimo ritardo e o non la riceve per niente. Ne dispiace se ne scusemo, anche se non dipende da noi altri, che dobbiamo pagare in anticipo il recapito, ma dal cattivo servizio delle poste italiane. Continui a segnalare il disservizio all'ufficio postale del vostro paese, solo che questa scritta la dura da un paio d'anni, per non dire di più, ma gli effetti sono sempre peggiorativi, e tutto mi viene dito dalle telefonate, da chi va effettivamente a consultare il proprio ufficio postale del posto, dipende dalla distribuzione dell'ufficio postale di Padova, perché tutto convoglia su Padova, e quindi Padova dovrebbe capire di darsi una regolata che merita rispetto alla pari della famiglia cristiana, tanto per fare nomi di settimanali onorevoli o di altri quotidiani, ma proprio tradirla così è sempre stata una causa questa disfunzione qua, una causa non solo del rallentamento, ma anche di rinuncia degli abbonati, perché regge soprattutto sugli abbonati. Anche se esiste una piccola distribuzione. È una pubblicazione di resistenza la vostra. Sì, è di resistenza in tutti i sensi. Ecco, in tutti i sensi viene anche da chiedere, siccome pubblicate anche le foto dei vostri collaboratori, insomma la media è un pochino alta, c'è un problema di ricambio di giornalisti che sappiano scrivere in Veneto? Questo sì, perché quando sono entrati nella redazione dei Quattro Ciacque si parlava di una 70ina di collaboratori, ma si è ridotto perché con le morti a una certa età l'argomento interessa soprattutto chi ha una certa età, chi proviene da un più lontano, si è ridotto a una 50ina attualmente. Le province sono ancora rappresentate. Messa così mi sembrate una redazione a esaurimento, insomma. Sembra a esaurimento e temo anche che lo diventa. Perché? Perché come in un certo argomento sono solito dire, parlando della guerra, del centenario della Prima Guerra Mondiale, che stiamo dando per troppo scontata la pace, anche il dialetto, rispettosamente lingua veneta, stiamo dandolo per scontato. Non occorre difenderlo, non occorre parlargliene, non occorre dare una mano a chi si occupa di rappresentare un certo passato attraverso la parola, magari un po' in disuso, ma basta italianizzarla, ancora dialetto rimane. Ecco, che sia un po' sto andazzo. Ecco, ma l'inserimento del dialetto nella didattica scolastica potrebbe dargli una mano, però. Sì, al ricambio redazionale. Dargli una mano perché la rende, portando la conoscenza del come eravamo,
che quindi l'espediente è quello lì, è quello di parlare anche del dialetto, attraverso le parole rappresentare il come eravamo, anche perché questi nostri ragazzi noi cresce senza sapere da dove chi viene, chi siamo e da dove veniamo. Come si fa a proiettarsi verso il futuro se ne manca queste basi qua? Ecco, la funzione primaria, più che la grafia vera e propria veneta nelle scuole, è importante che la lingua veneta, della lingua veneta, i nostri piccoli, i nostri ragazzi, comincia a sentirne parlare e attraverso questa rendersi conto che ha un passato. Perché dar parlare del passato nelle scuole o del dialetto nelle scuole un po', i tiri di Drio, cosa serve? Se sta a Toia col dialetto? No, certamente, però le ragioni profonde le che perlomeno per chi viene dagli anni che ha conosciuto tempi diversi, nonostante tutte le crisi che stiamo declatando oggi, tempi ben diversi. Un po' che se il 31 di ottobre è il giorno del risparmio nazionale per l'Italia. Se mi dovesse fare il comico in questo momento qua, dovrei parlare di Spaccetti, che era una figura del Porteo, il quale, parlando di se stesso, c'era talmente miseria nella sua famiglia che diceva in giro di essere nato il 31 di ottobre, il giorno del risparmio nazionale, tanto per dire quanta miseria che c'era allora. Ma voi che lingua o dialetto scegliete per la scrittura? Visto che ogni campanile ha una sua accezione. Ognuno ha il parlato, che è quello che ha la L, che la pronuncia e che quindi la scrive, che è quello che ha la L evanescente e che la sostituisce o con la L tagliata o con la E che sostituisce. Quindi quasi un giornale multilinguistico. È abbastanza multilinguistico, soprattutto perché se da un lato te cerchi, qualcuno ne ha anche detto a suo tempo, ma ne disorienta con i troppi dialetti che porta dentro. Ma le differenze che bisogna pur che vengano rappresentate. Ma che sia una minoranza, sì, in effetti, che non adopera la L, che sia una minoranza, ma la piccola politica aziendale è quella di dire rispetto anche per quelli. Se prendiamo, che so, Adria per esempio, Adria c'è un ragioniere che, prendendo l'avverbio perché, scrive con la E acuta, ma un altro maestro proveniente dall'isola di Ariano, dove si pronuncia perché, il rispetto mi impone Sergio Bedetti, che nei suoi articoli, la sua collaborazione mensile, quando che incontra l'avverbio perché, è che ha solo il perché. Perché questa è anche l'indinara stessa. Ho capito, ma nella scrittura cosa cambia dal perché al perché? Come si fa a far capire che uno è chiusa e uno è aperta? Con l'accento. Ah, ma siete proprio dei filologi? Ma scherziamo, no, personalmente non sono un dialettologo, ma ho avuto la fortuna di avere persone come un primo direttore per me, un Silvano Belloni, il professor Silvano Belloni, che ha fatto la prima grammatica veneta, un libro veramente serio, perché ricordo che nel comporla aveva le 4 o le 5 grammatiche sul suo tavolo, dal latino allo spagnolo, al tedesco, all'inglese e al francese. E poi, altro aiuto essenziale, la grafia veneta unitaria, che ha dato anche adito a un malinteso, perché più di qualcuno pensa che la Regione Veneto abbia voluto unificare i suoni. No, ha voluto unificare i mezzi per rappresentare i suoni. Ecco il discorso del perché e del perché. Unifichiamoli i suoni. E questo è la grafia veneta unitaria, manuale a cura della Giunta regionale del Veneto. Dicevo, voi siete un magazine all'inglese, cioè un periodico di resistenza culturale, perché avete rischiato anche di concludere la vostra esperienza un paio di anni fa. No, sì, per fortuna avete trovato un imprenditore privato. La che avevamo rischiato perché ad un certo momento certe promesse, non so se è il caso, io direi che sia anche il caso di dirlo. Tanto lei non le manda a dire. Non le mando a dire. I più innamorati del dialetto, per l'effetto
sentimento e nostalgia che nutriva, erano i 10 milioni di veneti sparsi nel mondo attraverso le loro associazioni dei veneti nel mondo. Cosa succede? Che per conto della regione noi si spedivano 340 abbonamenti alle associazioni, poi sono state ridotte a 120. Quando 4 anni fa, dopo 2 anni che si spedivano, si pagavano la stampa, si spedivano alle associazioni solamente 120 copie della rivista, al momento di riscuotere, sperando di riscuotere i 10.000 euro che ne salvava nel nostro piccolo bilancio della cooperativa, senza scopo di interesse, l'editoriale Padova sta dito dagli uffici competenti, la giunta ha bocciato la delibera, per cui siamo trovati in braghe de tela cosiddette. Con il presidente Vittorio Ingegneri ci siamo consultati, che abbiamo detto andiamo dal notaio e saremo baracca, perché ai nostri componenti della cooperativa, siamo in 11 componenti, che volontariato anche qua, nessun pagamento, e prima che arriviamo a dover a coprire le spese del deficit ai componenti, facciamo una riunione e cessiamo di esistere. Il notaio cessa. Fortuna vuole che l'amicizia che già io avevo con i fratelli Corradin, tipografia arte stampa di Urbana nella Bassa Padovana, punto di riferimento vicino a Montagnana, ho proposto, guardate, non che sia da fare schei, che sia solo da fare un'opera meritevole e meritoria, e se guardate col conto della serva dovresti stare a galla. Mi hanno creduto, siamo andati insieme dal notaio, mi sono preso la mia responsabilità firmando che sono il direttore responsabile, l'editore, uno dei fratelli, è venuto a dare in tribunale e quindi si passa dall'editoriale Padova a Arte Stampa ai fratelli Corradin, editori di Urbana. E questa allora è la storia di Quattro Sciacque. In parole povere. Mensile in dialetto de cultura e tradizione venete, di cui ringraziamo. Cosa c'è? Che mi sono solito dire l'unico mensile che non inquina la mente, perché parla di tutto, fuori che di politica, di stupidità e di sesso, anche se fa peccato non parlarne, che possiamo fare alle altre riviste. Ma attraverso di questo è possibile recuperare, attraverso ancora il dialetto, recuperare il valore di una parlata che contiene quei valori dei quali diciamo che ancora non c'è più regione. E per forza stiamo anacquando tutto. Lui è Mario Klein, il direttore. Sì. Grazie, buon lavoro. Tenete duro, Grazie, alla prossima. prossima. A voi e grazie a Telepadova.